Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Si allunga la scia delle intimidazioni a Palermo, allo Zen, bottiglia di benzina davanti a 2 attività commerciali, 2 parrucchierie, davanti ai negozi anche pizzini con richiesta di denaro. E sempre a Palermo sono stati arrestati 3 uomini che avevano messo a segno una violenta rapina in un centro scommesse Eurobet. I fatti risalgono a giugno del 2025. Aerei e scavatori in azione fino a tarda sera nel giardino di Burrafato, uno dei fiancheggiatori di Messina Denaro, arrestato ieri mattina. Si cercano documenti e materiale che il boss avrebbe lasciato in custodia all'ex primario di Castelvetrano. Ad Agrigento perdite idriche in vari punti della città senza interventi da parte di AICA che gestisce il servizio. Tra guasti segnalati da tempo e sprechi continui cresce la protesta dei residenti. A distanza di 58 anni dal terremoto che ha devastato la valle del Belice, riapre ai visitatori la città fantasma di Poggio Reale. Il paese torna ad animarsi di persone ed attività grazie ad un progetto di rigenerazione urbana da 1.600.000 euro. Pronte ma non del tutto. A Catania da oggi aperte le spiagge libere 1 e 3 della Playa. Tra servizi già attivi e qualche intervento ancora da completare, con le nostre telecamere siamo andati a vedere come si presentano. Calcio in Serie B, il Palermo accelera sul mercato e sui possibili primi acquisti. Sul fronte stadio invece si lavora per la candidatura del Barbera a Euro 2032. In Serie C entro lunedì l'accordo del Catania con De Giorgio, che potrebbe essere il nuovo allenatore dei rossazzurri. Il club di Pelligra ha offerto all'allenatore calabrese un contratto biennale. Ancora ben trovati, avete sentito in apertura nuove intimidazioni allo Zen, bottiglia di benzina davanti a 2 attività commerciali, si tratta di 2 parrucchierie. I titolari dei negozi hanno trovato davanti alle rispettive attività anche la richiesta di 5.000 euro. Sentiamo Marco Gulla. Una bottiglietta di benzina con un foglietto attaccato e la scritta 5.000 euro. Gli uomini del racket continuano nella loro scia di intimidazioni a Palermo, questa volta a finire nel mirino degli esattori del pizzo, 2 parrucchierie dello Zen. Il barbiere dello Zen in via Ludovico Bianchini e poi Total No Limits Look, un altro parrucchiere per uomo in via Luigi Einaudi. Il titolare del barbiere dello Zen non vuole parlare, ma si limita a dire: ho già tanti problemi, oggi non voglio commentare nulla. Sull'episodio indaga la polizia che tramite il personale della scientifica ha effettuato i rilievi e ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere per individuare i messaggeri del racket. Ad accorgersi della presenza di quella bottiglia colma di liquido infiammabile sono stati gli stessi titolari delle attività questa mattina al momento della riapertura per una nuova giornata di lavoro. Impossibile non notare il contenitore con il messaggio identico a quello lasciato davanti agli altri esercizi commerciali della zona. L'ultimo nella lista risultava il Bar Sherry di via Ignazio Mormino, a 2 passi dal velodromo. Prima ancora, restando allo Zen, era toccato al panificio Armanio Sbacheri e alla macelleria da Totuccio, i cui ingressi sono stati danneggiati a colpi di arma da fuoco. Arresti e indagini non fermano quindi la banda del pizzo, che continua a seminare terrore e panico nel territorio a nord della città. E restiamo a Palermo perché 3 persone sono state arrestate per una violenta rapina ad un centro scommesse Eurobet. La rapina è stata effettuata lo scorso anno. Sentiamo Manlio Viola. Avrebbero rapinato un centro scommesse Eurobet e durante l'assalto sarebbe anche stato sparato un colpo di pistola, poi risultato a salve. Con l'accusa di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e ricettazione sono state arrestate 3 persone, una ora si trova in carcere e 2 ai domiciliari. La rapina risale al 1 giugno del 2025, ma l'esecuzione degli arresti arriva a distanza di un anno perché è stato necessario rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere gli ordini di custodia. Secondo la ricostruzione degli agenti della squadra mobile, l'uomo di 54 anni, adesso in carcere,
Giuseppe sarebbe entrato nel centro a volto parzialmente coperto, ma l'impiegato l'avrebbe affrontato invece di consegnare i soldi. Sarebbe nata una colluttazione durante la quale è partito un colpo. Nonostante la pistola fosse caricata a salve, l'uomo sarebbe rimasto ferito a una mano. La rapina sarebbe però riuscita lo stesso perché sarebbe intervenuto un finto cliente a bloccare il dipendente del centro scommesse. Si tratta del 52enne, ora identificato, e agli arresti domiciliari. Il rapinatore sarebbe poi scappato con i soldi a bordo di una Citroen C3 rubata, domiciliari anche per un 24enne che avrebbe fatto da palo e da staffetta con un'auto pulita, usata poi per la seconda parte della fuga. I tre, secondo gli inquirenti, farebbero parte della cosiddetta banda delle rapine di falso miele. I carabinieri hanno arrestato a Favara il 57enne Giuseppe Monreale, accusato di aver partecipato assieme a Giuseppe Grassonelli all'organizzazione dell'omicidio di Giuseppe De Rubeis, mai portato a termine. Secondo gli investigatori il delitto era stato pianificato nel 2023 per vendicare la morte di Giuseppe Adorno, ucciso nel 2009. Decisiva la collaborazione del killer incaricato, che si è tirato indietro e ha denunciato il piano agli inquirenti. Durante le indagini sono stati sequestrati una pistola con matricola a brasa, munizioni e una maschera che sarebbe servita proprio per questo delitto. E adesso a Erice, scavatori in azione fino a tarda sera nella villetta di Buttafato. L'ex primario di Castelvetrano, uno dei fiancheggiatori di Messina Denaro, è stato arrestato ieri mattina. Gli inquirenti stanno cercando documenti e materiale che il boss gli avrebbe lasciato in custodia. Laura Spanò. Individuato un altro dei favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, ieri è finito a domiciliare Francesco Burrafato, 85 anni, ex primario di chirurgia ed ex direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano, indagato per favoreggiamento aggravato. Nel corso di una perquisizione effettuata dal ROS di Palermo nella sua abitazione di Erice Casasanta, gli è stata trovata una pistola con matricola a brasa. L'arma verrà esaminata per accertare se sia stata usata per fatti di sangue. Dunque ancora un altro medico, dopo Alfonso Tumbarello, condannato di recente dal Tribunale di Marsala a 15 anni per concorso esterno in un'associazione mafiosa, coinvolto nella rete di chi ha protetto per 30 anni il latitante. Le perquisizioni sono state disposte dal procuratore di Palermo De Lucia e dall'aggiunto di Giorgio e si inseriscono nell'ambito degli accertamenti sulla rete che ha protetto la latitanza del boss. Burrafato per gli inquirenti sarebbe stato l'uomo indicato nei pizzini dall'ex latitante come Parmigiano. Per anni si era ipotizzato che Parmigiano fosse un imprenditore caseario originario della provincia di Parma. Gli inquirenti ritengono invece che il soprannome derivi dal cognome Burrafato, che richiama prodotti latterio-caseari. A Burrafato la sorella del boss, Rosalia, avrebbe dovuto chiedere 40.000 euro per conto del fratello. Nel giardino interno della villetta del medico a Erice fino a tarda sera si è scavato alla ricerca di materiale che potrebbe essere appartenuto al boss deceduto e che lo stesso ha lasciato in custodia al medico, vicino da sempre alla famiglia Messina Denaro. A Catania 23 cavalli e farmaci dopanti sono stati sequestrati dalla polizia. Denunciate 7 persone, contestate sanzioni per 50.000 euro. Orazio Longo. Cavalli probabilmente destinati alle corse clandestine e alla macellazione. 13 equidi sono stati sequestrati, altri 10 sono stati trasferiti e sottoposti a vincolo sanitario dalla polizia a Catania nell'operazione denominata Zoccolo Duro, che ha portato gli agenti, come si vede da queste immagini, a perquisire 19 stalle abusive in vari quartieri della città tra Librino, San Giovanni Calermo, Picanello e San Cristoforo. 7 persone sono state denunciate per maltrattamento di animali, contestate sanzioni per 50.000 euro. I controlli effettuati hanno permesso di constatare condizioni critiche per gli stalloni e i poni e di identificare 57 persone, di cui oltre 30 pregiudicate per reati di diverso tipo, tra cui l'associazione di stampo mafioso. I medici veterinari hanno accertato che tutti gli equidi controllati erano detenuti in luoghi incompatibili con la loro natura, locali privi di areazione e spazi angusti, e che alcuni di essi erano anche malnutriti. Alcune delle stalle erano già state controllate negli ultimi mesi dalla polizia, ma nonostante fosse stato intimato ai proprietari di trasferire i cavalli in luoghi idonei e presso aziende autorizzate, nessuno di loro aveva ottemperato. I poliziotti hanno anche sequestrato farmaci dopanti e denunciato una donna per furto di energia elettrica. Presto gli equidi saranno affidati all'associazione Save a Horse, che si è offerta di prendersene cura a titolo gratuito. Pensava di mettere al sicuro i propri risparmi da un tentativo di frode informatica. In realtà stava cadendo nella trappola di abili truffatori che invece l'hanno convinta ad effettuare un bonifico istantaneo da 30.000 euro. Ci racconta questa storia Desiree Ferlito.
Una telefonata, la paura di essere vittima di una frode e la convinzione di dover agire in fretta per salvare i propri risparmi. È iniziata così la disavventura di una donna di Mascalucia, in provincia di Catania, finita nella rete di abilissimi truffatori che, fingendosi operatori dell'ufficio antifrode di un noto istituto bancario, sono riusciti a convincerla a effettuare un bonifico istantaneo di 29.500 euro. I malviventi, sfruttando l'urgenza e il timore della vittima di perdere il proprio denaro, l'hanno indotta a trasferire l'intera somma su un conto corrente da loro indicato, facendole credere che si trattasse di un'operazione necessaria per mettere al sicuro i suoi risparmi e che fosse indispensabile agire con solerzia. Quando la donna si è resa conto di essere stata truffata, si è rivolta immediatamente ai carabinieri della tenenza di Mascalucia, un intervento tempestivo determinante. I militari hanno avviato subito gli accertamenti, ricostruendo il percorso seguito dal denaro e individuando il conto corrente sul quale erano finite le somme. La Procura di Catania ha quindi disposto il sequestro preventivo d'urgenza, impedendo che il denaro finisse altrove. L'operazione si è conclusa così con il pieno recupero delle somme sottratte e con la restituzione dei 29.500 euro alla legittima proprietaria, che ha potuto rientrare in possesso dei propri risparmi. Sono invece tuttora in corso le indagini per risalire ai truffatori. Cambiamo argomento ad Agrigento, ancora perdite idriche in vari punti della città senza però interventi risolutivi da parte dell'ente gestore del servizio. Tra guasti segnalati da tempo e sprechi continui cresce la protesta dei residenti mentre molti cittadini restano ancora senza acqua. Davide Sardo. Le segnalazioni si moltiplicano, ma gli interventi tardano ad arrivare. È la denuncia di molti cittadini agrigentini che puntano il dito contro AICA per i guasti alla rete idrica presenti in diverse zone della città e per le risposte che, a loro dire, non arrivano nonostante le richieste. Tra i casi più emblematici c'è quello di via Colursio. Qui i residenti denunciano una consistente fuoriuscita d'acqua dal 2022. È una situazione assolutamente insostenibile quella che noi residenti di via Marino de Colursio e delle varie vie limitrofe siamo costretti a vivere ogni giorno. Infatti le varie perdite idriche che noi da tempo segnaliamo hanno completamente distrutto la strada, creando delle criticità, non soltanto la viabilità, ma d'altra parte l'acqua stagnante crea dei problemi di carattere igienico-sanitario con il proliferarsi di insetti e di erbe infestanti. È una situazione assai critica che addirittura non ci permette più di raggiungere le nostre abitazioni. L'acqua per ben 24 ore al giorno continuamente si riversa sulla strada. Ma la situazione non riguarda soltanto le periferie. In via Manzoni, nel cuore della città, da una rottura sotto l'asfalto, l'acqua schizza con forza verso l'alto fino a raggiungere il primo piano delle abitazioni. Una scena assurda. Il tutto mentre molti cittadini lamentano di non ricevere acqua nelle proprie case e sono costretti a rifornirsi con taniche e bidoni alla fontana di Bonamorone. La situazione adesso è veramente pesante. È pesante perché c'è chi ha famiglia, io sono solo e mi manca l'acqua per esempio, ma chi ha famiglia con figli come fa? Bisogna che la regione al più presto deve fare qualcosa. Immagini che raccontano il paradosso dell'emergenza idrica agrigentina. Da una parte famiglie che attendono l'arrivo dell'acqua, dall'altro lo spreco lungo le strade. Come ogni fine settimana torna il punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti che oggi si occuperà dei veleni della politica regionale siciliana tra alleanze che saltano e ricerca di nuovi leader in entrambe le coalizioni. Si parlerà anche dell'ascesa del movimento del generale Vannacci in Sicilia e del caso di Serra di Falco, piccolo comune nisseno, che ha eletto il sindaco per il terzo mandato consecutivo sfidando le leggi e la burocrazia che lo vietano. Tra gli ospiti il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, il coordinatore del Movimento 5 Stelle siciliano Nuccio Di Paola e il leader di Controcorrente Ismaele Lavardera. L'appuntamento alle 14:30 su Telecolor, mentre domani alle 14 su Antenna Sicilia. 58 anni dopo il terremoto che ha devastato la valle del Belice, riapre ai visitatori la città fantasma di Poggioreale. Questo grazie ad un progetto di rigenerazione urbana e turistica. Vediamo. Che in qualche modo ne ha subito le scelte.
Pronte ma non ancora del tutto. Oggi l'apertura alla playa di Catania delle spiagge libere 1 e 3 è stata accolta con entusiasmo dai primi bagnanti, tra servizi già attivi e qualche intervento ancora da completare. Noi siamo andati a vedere con le nostre telecamere come si presentano nel primo giorno di apertura. Desiree Ferlito. Buongiorno. Diciamo lei è pronto? Sì, molto pronto, sono nato pronto. Per questa giornata al mare? Per questa mezza giornata al mare. Pronte ma non prontissime, le spiagge libere numero 1 e 3 della playa di Catania hanno aperto oggi i cancelli ai bagnanti, inaugurando ufficialmente la stagione estiva. Una riapertura attesa da migliaia di catanesi, già pronti di prima mattina per piazzare il loro ombrellone e assicurarsi un posto vista mare. Siamo arrivati appena adesso, sto cercando dove posizionarci. C'è il pienone stamattina, visto? Infatti, l'ho visto, con sto caldo che sta facendo questo periodo. Entusiasti catanesi, passerella ben servita, arenile pulito, docce operative, tuttavia ancora da completare molti servizi annunciati. Il bar è ancora chiuso, manca ancora la copertura ombreggiante per gli amici a quattro zampe, operai al lavoro per completare le strutture in legno. Grande assente il servizio di salvataggio. Una situazione che non ha comunque scoraggiato gli amanti della spiaggia catanese. Troppo bella la spiaggia libera. Mai la prima volta che venite? No, noi ci veniamo sempre, tutti i giorni praticamente. Soprattutto ora che arriva dall'estate, finalmente ce la possiamo godere. Devo dire che tutto sommato è stata ideata nel migliore dei modi per il momento. Ma ancora non è organizzata bene, però man mano ne stanno facendo dei lavori, poi vediamo se cosa viene fuori. E mentre i lavori proseguono, per molti catanesi la stagione del mare può finalmente cominciare. E adesso le immagini della banda dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna, che si è esibita sulla terrazza panoramica del porto di Marina di Ragusa. Con la marcia da parata ufficiale suonata sul mare, la banda musicale dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna ha aperto il concerto sulla terrazza del porto turistico di Marina di Ragusa. Musica, cultura e istituzioni si incontrano per un momento di condivisione e identità collettiva. Sul palco una rappresentanza dei 91 componenti provenienti da tutta la Sicilia, poliziotti in servizio, in pensione, maestri e simpatizzanti, guidati dal maestro Carmelo Capizzi. Unica in Sicilia, propone in repertorio le tradizionali marce militari, brani originali e trascrizioni di musica classica. Non è la semplice nota che le persone ascoltano, ma attraverso le note noi mandiamo un messaggio di legalità, condividendo i valori della Polizia di Stato, che sono quelli di stare insieme alla gente e soprattutto per la gente. Un esempio di come musica e istituzioni possono unirsi in un progetto di grande valore culturale. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Bentornati al TG Sicilia, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. Il Palermo accelera sul mercato e sui primi possibili acquisti. Strada in discesa per Romano della Roma ed Hernani invece del Monza. Sul fronte stadio si lavora per la candidatura della Barbera a Euro 2032. Marco Gulla. Accelerata sul mercato per provare ad avere già i primi nuovi innesti ad inizio ritiro. Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, mette la freccia per arrivare al talento della Roma Alessandro Romano e poi ad Hernani del Monza. I contatti con la Roma per Romano, promettente centrocampista classe 2006, si sarebbero fatti particolarmente intensi nelle ultime ore, un affare che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni. Sul versante dell'esperienza avrebbe preso quota la candidatura del brasiliano Hernani. Il Monza
difesa non lo ritiene incedibile, così come Azzi in uscita sempre dal club brianzolo. Sul fronte offensivo l'obiettivo primario rimane l'acquisto di un esterno d'attacco mancino che ami agire sulla corsia destra. Zito Luvumbo del Cagliari resta la primissima scelta, mentre Compagnone del Venezia, Marras del Mantova e il giovane Rao del Napoli rimangono sullo sfondo. Resta inoltre monitorata la pista Rui Modesto legata a un eventuale passo indietro dell'Udinese rispetto ai 3 milioni di euro richiesti in inverno. Sul fronte Stadio Barbera e la candidatura per Euro 2032, nelle ultime 48 ore una delegazione UEFA è stata in città. La strada verso la candidatura non è del tutto in discesa, ma dalle prime indiscrezioni sembra che i problemi, piccoli e grandi, che si vanno via via presentando non rappresentano un ostacolo insormontabile. E adesso la Serie C, atteso nelle prossime ore l'accordo con De Giorgio, che potrebbe essere il nuovo allenatore del Catania. Sergio Colosi. Ancora poche ore prima di sapere se Pietro De Giorgio diventerà il nuovo tecnico del Catania. Risposta al massimo entro lunedì, ma i tempi potrebbero ridursi. Il club rossazzurro ha offerto all'allenatore calabrese un biennale e, legato da un altro anno di contratto, tratta la sua rescissione con il Potenza. Dopo Caturano nella scorsa stagione, Grella e Macchia discutono ancora, questa volta su De Giorgio, e non si esclude che in futuro si manifesti un interesse per il centrocampista Manuele Castorani e l'esterno d'attacco Emanuele Schimmenti. Nato 43 anni fa a Praia Mare, De Giorgio sceglie Catania con l'obiettivo della promozione in B, la stessa categoria che avrebbe l'opportunità di raggiungere direttamente con l'Empoli, l'altra società ad averlo contattato. Il suo erede a Potenza Tisci, che però piace al Crotone, oppure Spinal, ex Gian Erminio. Il Catania attende l'ok di De Giorgio e del Potenza, pronto a muovere i primi passi sul mercato. Del prossimo roster ne farebbe parte il ventenne Christian De Falco, il migliore portiere della Serie D, 12 volte imbattuto con l'Igea Virtus. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione sulla nostra rete ritorna più tardi, pochi minuti prima delle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.